Eccoci amici della pesca, sono Temosio Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi la terza puntata dedicata a come iniziare a pescare a fondo. Questo nuovo format è dedicato esclusivamente ai neofiti che si avvicinano per la prima volta alla pesca a fondo. Quest'oggi, e in particolare questo video, andremo a vedere i 3 fili che utilizzeremo per andare a pescare. Il nylon, il fluorocarbon, il fluorine o fluorocoated. Vedremo le differenze e dove sono utilizzati. Adesso ve li farò vedere, intanto io ringrazio il negozio Self Service Tutto Pesca di Cherasco che mi ha dato la possibilità di girare nuovamente questo nuovo video qua direttamente in negozio. Io ho scelto qua in negozio 3 tipologie di nylon, fluorocarbon e fluorine differenti, ma sono del tutto indicative per fare questo video, quindi amici non vi focalizzate su questo materiale. Qua in negozio ne trovate tantissimo, venite a visitare questo negozio che è veramente super fornito. Andiamo subito a vedere il materiale. Il nylon è il materiale classico più utilizzato da sempre per la produzione di fili da pesca e a oggi si presenta molto più evoluto rispetto al passato. La lenza in nylon, infatti, è la lenza più tradizionale, generalmente realizzata in materiale resinato, lavorato e infine trafilato. Dopo lo stampaggio, infatti, sulla superficie del prodotto finito vengono aggiunti altri processi come la colorazione e la smaltatura. Il filo di nylon è elastico, flessibile e particolarmente adatto alle tecniche di pesca che richiedono l'uso di canne morbide o paraboliche. È facile da legare e non troppo costoso. Se peschiamo a grandissima distanza, l'allungabilità del nylon può essere un intralcio al momento della ferrata, che viene smorzata con il rischio di allamare male o addirittura perdere la preda. Viceversa, se peschiamo a breve distanza o nel sottoriva, l'allungabilità del nylon durante le ultime fughe può essere d'aiuto per non perdere il pesce. Il nylon è leggero e tende a rimanere a galla. Una volta in pesca e sott'acqua, il nylon fornisce un'esca meno naturale e sarà forse più difficile catturare una preda, ma una volta presa, avendo il nylon elasticità, si rischierà meno di perderla. Per questo motivo è preferibile usare il nylon esclusivamente per caricare i nostri mulinelli. Ma parliamo ora del fluorocarbon. Apprezzato per la sua bassa visibilità sott'acqua e per la sua resistenza all'abrasione, che lo rendono una scelta popolare per la realizzazione dei terminali da pesca. Il fluorocarbon è più adatto per la pesca leggera e di precisione, a causa del suo diametro più piccolo e della minore visibilità, anche se non è raro vederlo utilizzato anche per le applicazioni più pesanti. In termini di popolarità, il fluorocarbon è molto utilizzato sia per la pesca in mare che per quella in acqua dolce, soprattutto grazie alla quasi completa invisibilità sott'acqua, con un indice di diffrazione quasi pari a quello dell'acqua stessa. Questa peculiarità tende a facilitare praticamente ogni tecnica di pesca, sia essa a spinning con esca artificiale o a bollentino, in quanto le prede non sono in grado di percepire il filo ed evitano quindi di insospettirsi. Al di là della caratteristica di essere praticamente invisibile ai pesci, comunque il fluorocarbon possiede altre peculiarità che lo rendono ideale per quasi tutte le tecniche di pesca. In primo luogo, a dispetto di quello che la superficie perfettamente liscia potrebbe far pensare, è fatto di un materiale super resistente all'abrasione e dall'elevato carico di rottura. Al tempo stesso, l'elevata resistenza non implica una perdita di elasticità e non comporta quasi nessun effetto memoria, permettendo al pescatore di avere un po' più di gioco quando la preda abbocca e riducendo la possibilità di mettere sotto stress il mulinello a causa di scatti improvvisi. Ma parliamo ora del fluorocoated o fluorine. Il fluorocoated è semplicemente un nylon ricoperto da uno strato di fluorocarbon, con un indice di rifrazione UV simile a quello dell'acqua. Questo gli permette di aumentare la sua visibilità una volta immerso. Quindi la nostra fluorine o fluorocoated non è altro che un monofilo composto da nylon e fluorocarbon in percentuale variabile. Il fluorine, quindi, è più o meno una via di mezzo tra il nylon e il fluorocarbon. Possiede un indice di rifrazione pari a 1,41, non è troppo elastico o troppo rigido, né troppo duro né troppo morbido. Inoltre presenta una buona tenuta al nodo, un buon carico di rottura
ed è forse un carico di rottura maggiore di quello del fluorocarbon puro. È un prodotto straordinariamente performante e dona ai pescatori un'incredibile sensibilità in fase di abboccata, in aggiunta a tutti i vantaggi portati dal rivestimento in fluorocarbon. Grazie alla sua capacità di resistenza all'abrasione, è consigliato l'utilizzo del fluorine o fluorocoated per la creazione di terminali destinati alla pesca su fondali difficili. Quindi abbiamo visto i 3 fili dedicati alla pesca e che i nostri neofiti possono trovare come un materiale nuovo, non sappiamo di che cosa stiamo parlando, non sappiamo come utilizzarlo e questo video spero vi dia una mano a distinguere i 3 fili da pesca principali, nylon, fluorocarbon e fluorocoated. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata dedicata a chi inizia a pescare a fondo. Parleremo di nodi.